Benvenuti, oggi è venerdì 7 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 17:29. La luna si leva alle 12:13 e cala alle 2:57. Oggi si celebra San Riccardo. Il nome Riccardo deriva dal tedesco e significa ricco, potente. Oggi 7 febbraio si celebra la giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. Ricorrenza istituita nel 2017 su iniziativa del MIUR nell'ambito del Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola per ridurre le manifestazioni violente intenzionali di tipo verbale, fisico e sociale da parte di un singolo o da più persone, anche online. Si tratta di fenomeni che esprimono scarsa tolleranza e non accettazione verso chi è ritenuto diverso per etnia, religione, caratteristiche psicofisiche, orientamento sessuale o particolari realtà familiari. Questa giornata riveste un'importanza basilare nel far prendere coscienza riguardo un problema sempre più diffuso e preoccupante in tutte le sue forme. Un caloroso augurio di buon compleanno a Melissa Satta, che oggi spegne 39 candeline. Nata a Boston da genitori italiani, emigrati in Nord America per lavoro, Melissa è diventata famosa come velina a Striscia la Notizia. Ha avuto un figlio dall'ex calciatore del Milan Boateng. Oggi è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta. Auguri all'intramontabile Vasco Rossi, che oggi celebra il suo 73esimo compleanno. La sua è stata una vita vissuta al massimo e come cantautore italiano ha riempito intere piazze con i suoi concerti, divertendo generazioni di italiani. E infine un grande augurio per i suoi 28 anni a Nicolò Barella. Barella ha iniziato la sua carriera calcistica a Cagliari, la città in cui è nato, per poi essere acquistato dai nerazzurri, con i quali ha vinto diversi titoli. Nel 2021 ha raggiunto l'apice della sua carriera, diventando campione d'Europa con la nazionale italiana guidata dal CT Mancini. Quel maldestro personaggio faceva ridere tutti. Era il 7 febbraio del 1914 quando il comico inglese Charlie Chaplin, in arte Charlot, debuttò al cinema agli albori di Hollywood. Nel primo film, per guadagnarsi la vita, impersonava un aspirante giornalista a caccia di scoop. In poco tempo, con le sue gag, divenne un'icona del divertimento. Ma sapete come funziona il Wi-Fi? Il sistema Wi-Fi usa delle particolari onde per consentire ai dispositivi, tra cui telefoni, cellulari, computer, stampanti e TV intelligenti, di creare connessioni e scambiarsi dati. Si possono usare due bande di Wi-Fi. 2,4 GHz coprono un'area vasta, ma possono andare incontro a interferenze da parte di altri dispositivi, mentre 5 GHz offrono un trasferimento dati più rapido, ma fanno fatica a penetrare negli oggetti solidi come le pareti. A poco più di 2 anni dallo strepitoso successo di Biancaneve e i 7 nani, Walt Disney portò nelle sale americane il suo secondo lungometraggio, ispirandosi a un romanzo italiano che lo aveva colpito profondamente. Fu così che il 7 febbraio del 1940 uscì Pinocchio, nella versione cartone animato. Pettinare le bambole. Il suo significato non ha nulla a che fare con le bambole o coi pettini. È un'espressione colorita usata per indicare una persona che sta perdendo tempo in attività inutili o insignificanti. In inglese l'espressione corrispondente è navel gazing, che letteralmente significa guardare il proprio ombelico. Anche se può sembrare strano, l'idea è la stessa: perdere tempo in attività che non portano a nulla di concreto. Oggi parliamo di Charles Dickens, uno degli scrittori più prolifici e amati di tutti i tempi.
Dickens vive una vita privata molto controversa. Dopo 22 anni di matrimonio e 8 figli, Dickens trova sua moglie Catherine meno attraente. In un'epoca in cui la separazione non è facile da ottenere, Dickens cerca di fare internare Catherine in manicomio, cercando di convincere i medici a certificare la sua presunta follia. Fortunatamente i suoi tentativi falliscono. Nel frattempo circolano anche voci su una possibile relazione tra Dickens e la sorella minore di Catherine. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non c'è niente al mondo così irresistibilmente contagioso come il riso e il buon umore. E quindi oggi proviamo a portare un po' di buon umore a chi ci circonda. Mettete della bella musica alla radio, cucinate il vostro piatto preferito o fate quell'attività che tanto vi sarebbe piaciuto fare. D'altronde oggi inizia il weekend. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.